dunque infatti, a fronte delle nuove isole ecologiche di prossimità sostitutive del porta a porta, attivate nelle periferie di Agrigento e ridotte a maxi discariche, il sindaco Calogero Firetto e l'assessore all'ecologia Nello Amel, nella tarda mattinata di oggi hanno annunciato: nonostante le difficoltà operative, la raccolta porta a porta nelle località di Zingarello, Contrada San Pietro e Contrada Petrusa riprenderà regolarmente domani, giovedì 18 luglio, e pertanto i residenti sono invitati a conferire domani il secco residuo nei mastelli. Contemporaneamente si procederà alla bonifica della discarica recentemente creata nella zona di Zingarello e saranno rimossi i cassonetti collocati nei giorni passati. Sono allo studio le soluzioni per normalizzare anche le situazioni di Misita Ciavolotta e di Favara Ovest. Ascoltiamo l'assessore Amel. Sì, la situazione va risolvendosi con molte difficoltà, perché non è stato semplice ripristinare il porta a porta a Zingarello, Petrusa e San Pietro, perché c'erano delle difficoltà tecniche, perché c'era un contratto che non lo prevedeva, perché abbiamo dovuto trovare una serie di soluzioni che non costassero al Comune di Agrigento, e quindi abbiamo cercato di conciliare tutti questi aspetti. Sono passati pochi giorni, capisco che si è creato un disagio e capisco anche le persone che hanno protestato, però non stavamo con le mani in mano, ma cercavamo proprio di risolvere presto e immediatamente questo grosso problema. La soluzione la troveremo anche per quanto riguarda Gibisa e zona Ciavolotta e la zona di Favara Ovest. È più complicato, stiamo cercando di vedere come si può fare per rendere un servizio che sia soddisfacente e non crei malumore presso l'utenza. Le discariche verranno rimosse tempestivamente e tutto dovrebbe ritornare alla normalità. La differenziata incomincia ad assestarsi, finalmente da qualche settimana è partito in via definitiva il contratto di servizio, ora stiamo vedendo di poterlo attuare nei minimi particolari, e questo riguarderà anche la raccolta di quello che rimane nel momento in cui vengono prelevati i mastelli, che deve essere completamente pulito, e questo riguarda anche tutta una serie di altri adempimenti che fino ad ora sono stati abbastanza trascurati.